Buongiorno da Taglio di Po, siamo con il vice sindaco Matteo Sacchetto per parlare di un'iniziativa interessante per mettere in contatto in maniera sempre più trasparente la popolazione e il servizio pubblico. In cosa consiste questa novità, Assessore? Allora, innanzitutto buongiorno. Ci tenevo a far pubblicità di questo nuovo strumento. Si tratta del PIAO, o meglio, come nella pubblica amministrazione tutto è un acronimo, lo è ovviamente anche questo. Il PIAO in realtà non è altro che il piano integrato di attività e organizzazione. Praticamente a cosa serve e cos'è? È stato introdotto per consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e quindi a cercare anche una semplificazione. Oltretutto si cerca anche di creare maggior trasparenza e informazione tra la pubblica amministrazione, i suoi uffici e la cittadinanza. Detta così sembra una cosa molto complessa. In realtà vi posso garantire che se si va a vedere questo documento, che è accessibile dal portale del sito del comune, non è altro che un agilissimo documento con il quale si percepiscono chi fa cosa all'interno della pubblica amministrazione comunale, quali sono i soggetti che lo fanno e quali sono gli obiettivi sia degli uffici sia dell'organo politico, appunto, che è l'amministrazione comunale. Questo tipo di strumento è stato ideato e voluto dalla pubblica amministrazione, dal segretario in particolar modo, dell'ufficio affari generali, per dare al cittadino quelle informazioni che gli permettono di rendersi anche parte attiva del processo amministrativo. Ecco perché è anche molto schematizzato, con dei link peraltro a cui viene rimandato ad altri documenti, proprio per renderlo interattivo e di facile fruibilità. Un ottimo lavoro, del quale ovviamente ringrazio sia il segretario che la dottoressa Rodella degli Affari Generali per averlo realizzato, in particolar modo anche Valentina Moretto per averlo effettivamente messo in opera. L'abbiamo approvato in giunta giovedì scorso e contiamo insomma che sia un utilissimo documento che possa rendere più semplice la comunicazione tra quello che si fa all'interno di quell'edificio chiamato comune e la cittadinanza.